Lunedì 20 novembre 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda la tragedia avvenuta in Veneto, il femminicidio. Filippo in cella, presto in Italia. Questa è la notizia messa a piena pagina. La ricostruzione della fuga durata 8 giorni dopo aver ucciso l'ex fidanzata. Lo studente ha accettato l'estradizione, si indaga sulla premeditazione. Arrestato a Lipsia, era rimasto senza carburante e aveva fermato l'auto nella corsia di emergenza dell'autostrada. Filippo Turetta si è fermato in autostrada, rimasto senza metano in Germania. È questo l'epilogo della sua folle corsa durata 8 giorni dopo aver ucciso la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin a Fossò ed averla portata e scaricata nel dirupo tra Barcis e Piancavallo. Gli approfondimenti da pagina 2 a pagina 11. L'inchiesta, 20 fendenti contro Giulia, lutto regionale con il funerale, sempre un ulteriore approfondimento che troveremo all'interno di questa edizione. I due padri, Nicola Turetta, avrei preferito fosse finita diversamente anche per lui. Gino Cecchin, Nicola Turetta padre appunto di Filippo e Gino Cecchettin padre di Giulia. Da oggi ci impegniamo per evitare altre tragedie. La foto di copertina ci porta sempre in provincia di Venezia, a Vigonovo. Giulia, il grande abbraccio, la fiaccolata di ieri pomeriggio a Vigonovo nel nome di Giulia con Gino ed Elena Cecchettin, 4.000 persone, tra cui anche i genitori di Filippo. L'annuncio del ministro dell'istruzione, Valditara, ore di educazione alle relazioni, la risposta che deve partire dalla scuola. La pagina quindi del Corriere delle Alpi è interamente dedicata a questo ennesimo purtroppo femminicidio, in questo caso avvenuto in Veneto. Apriamo adesso la prima pagina del Gazzettino di Belluno, in questo caso la notizia in primo piano riguarda comunque la tragedia di Vigonovo, banconote insanguinate a Cortina. Questo è il titolo a piena pagina del Gazzettino di Belluno. Arrestato Filippo Turetta, l'intuito di una benzinaia e le telecamere di una stazione di servizio hanno dato la svolta alle indagini. L'articolo di Bonetti. È a Cortina che c'è stata la seconda svolta nell'indagine su Filippo Turetta, il 22enne veneziano arrestato ieri in Germania con l'accusa dell'omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin. Se con il video delle telecamere dell'azienda a Vigonovo di Venezia si era capito che non si trovava più di fronte ad un allontanamento volontario, c'era ancora un nodo da risolvere: sapere se la ragazza era ancora con lui. Il tipo di attività che è stata svolta dalle forze dell'ordine a Cortina ha permesso di accertare che purtroppo Giulia non c'era più, ma fondamentale nelle indagini è stata la collaborazione della benzinaia Frizzarin di Fiames. Mercoledì, ritirando le banconote dalla cassa automatica, Lucrezia si è accorta di una macchiolina sospetta su 20 euro e ha chiamato i carabinieri. Le banconote usate da Filippo per fare rifornimento sono state repertate e fanno ora parte del grande fascicolo sull'omicidio. L'approfondimento appunto di Bonetti a pagina 3. Ma ieri a Belluno vi è stata una manifestazione in ricordo di Giulia e di tutte le donne purtroppo perite in questi femminicidi. In centinaia la manifestazione in centro città. Manifestazione dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin. Vediamo in questo scatto Piazza Martiri. Lo avete sentito, oltre 300 persone, per lo più donne ma non solo, hanno manifestato per dire mai più a un'altra Giulia. L'approfondimento di Prior a pagina 2. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Un'altra tragedia invece sulle montagne bellunesi, tragedia in Alpago, scivolata fatale per un medico, la vittima Elio Colodel, medico in pensione morto in Alpago. E un lutto in città riguarda l'impresa bellunese, è morto Aldo Bristotto, l'industriale del caffè che amava le sue montagne, ultimo della dinastia di torrefattori bellunesi. Aldo Bristotta ha chiuso gli occhi sabato notte a casa sua in via del Cansiglio a Belluno all'età di 93 anni, socio amministratore dell'azienda di famiglia. Insieme ai fratelli maggiori Ugo e Mario era legatissimo alla sua città. Amava le montagne che lo circondano. L'approfondimento di De Donà a pagina 5.
Notizia messa in primo piano sulla prima pagina del Gazzettino, riguarda anche lo sport. Calcio Serie D, impresa della Dolomiti, Treviso travolto in casa, Rotondo 3-0 al Tenni davanti a 1500 tifosi e bellunesi al terzo posto. Dal calcio all'hockey, altro richiamo, il Cortina getta al vento la qualificazione alla seconda fase della Continental Cup. E ancora dallo sport, Belluno di un punto, Feltre ampiamente, vincono entrambe le squadre di rugby domenica il derby calcio, finale di partita al Cardio Palma, il Cavarzano torna a vincere, pallacanestro, weekend senza incertezze per John Weltin a Valbelluna. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo al Corriere delle Alpi, poi ritorneremo con l'edizione del Gazzettino, le notizie in primo piano. La notizia in primo piano riguarda il Calvario di Giulia, siamo a pagina 2, fuga finita, l'auto resta senza benzina, Filippo arrestato a Lipsia, la grande punto ferma in corsia di emergenza con i fari spenti sull'autostrada A9 nei pressi di Bad Durenberg. Filippo Turetta è stato bloccato sabato alle 22 dalla polizia stradale tedesca dopo un vagabondaggio di 8 giorni. E perché siete guardando da Facebook o YouTube, invece in questo scatto la zona industriale di Fossò, dove le telecamere hanno immortalato l'aggressione di Giulia da parte di Filippo. L'aggressione a colpi di calci e pugni nella zona industriale di Fossò, le coltellate, il corpo caricato nel bagagliaio. Il ricercato numero 1 ha percorso autostrade senza caselli, così si è reso invisibile e in Austria pare abbia dormito per giorni. Tutti i punti oscuri in Austria e Germania, qualcuno era a conoscenza dei suoi piani perché stava tornando in Italia. Questo è il quesito che si pone il Corriere delle Alpi. Ed ecco la fuga di Filippo, una fuga che ha attraversato anche la provincia di Belluno. Sabato 11 novembre 2023 Giulia e Filippo scompaiono tra le province di Padova e Venezia. La svolta sabato 18 alle ore 22, la Fiat Grande Punto Nera viene localizzata in Germania a Bad Durenberg vicino a Lipsia, ferma a fari spenti sulla corsia di emergenza dell'autostrada A9 Berlino-Monaco diretta a sud. Ma ecco quindi gli orari dove è stato registrato il passaggio della Fiat Punto guidata appunto da Filippo Turetta. A Vigonovo il litigio nel parcheggio di Via Isonzo alle 23:30 a Fossò, l'aggressione ripresa dalle telecamere. Domenica 12 notte San Vendemiano a Treviso, domenica sempre a mezzanotte 43 a Zero Branco, dopo Villorba all'1:13 a Maserada, ingresso in Friuli Venezia Giulia a Caneva, poi Polcenigo, Aviano alle 3 a Piancavallo, Clout, Cimolais, Galleria del Vaionte ed ecco l'arrivo in provincia di Belluno, a Longarone, a Pecol Valzoldana, alle 7:37 a Piancavallo, Passo Giau alle 9:06 ad Ospitale, alle 9:30 a San Candido, ingresso in Austria, sparisce per 2 ore, poi una telecamera ritrova l'auto a Lienz, in Carizia viene intercettato da una telecamera, alle 10:30 viene nuovamente intercettato dalle telecamere, da domenica 12 novembre non si hanno più tracce di Filippo ed ecco il tragitto fatto appunto da questo giovane. Il rifornimento a Cortina, quella banconota era macchiata di rosso, la sosta domenica mattina a Fiames ed ecco il distributore di Fiames dove Turetta si è fermato domenica 12 novembre. 20 coltellate, prima le botte, poi capelli strappati, la vittima forse era ancora viva quando è stata caricata nel bagagliaio della Punto, potrebbe essere stata colpita dai fendenti mentre si trovava a bordo della Punto, autopsia con l'attacco per ricostruire l'aggressione, delitto premeditato, presto per dirlo. In questa pagina, a pagina 4, troverete tutti i dettagli. Una generazione senza i no, Turetta non si è mai reso conto di essere stato lasciato davvero, l'approfondimento in questo caso da un'analisi, il criminologo forense Gianni Spoletti, in lui tratti di narcisismo patologico, non voglio colpevolizzare Giulia, ma doveva riuscire a troncare il rapporto, si è visto superare e quello è stato il macigno che gli ha fatto perdere il lume della ragione, temeva Elena Cecchettin perché era colei che metteva in guardia la sorella dai suoi comportamenti. Il Calvario di Giulia, la fiaccolata silenziosa in ricordo di Giulia, questa è la foto che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, anche i genitori di Filippo tra le 4.000 persone. A Vigonovo il corteo con una trentina di sindaci, gli amici della parrocchia e dell'università e tantissime persone arrivate da mezzo Veneto.
Il papà Gino e la sorella Elena che vediamo in questo scatto. Non deve più succedere, l'appello delle ragazze alle ragazze e alle donne per evitare in futuro altri femminicidi. Confidatevi con qualcuno di cui avete fiducia, solo così avrete salva la vita. E vediamo appunto in questo scatto Martina Semenzato, Elena e Gino Cecchettin. La sorella, questa cosa deve essere un esempio per altre persone, è ora di fare qualcosa. E questa invece è la dichiarazione del papà di Filippo: avrei preferito che fosse finita anche per lui in modo diverso, il padre sotto shock, pagherà per quello che ha fatto, voglia di riabbracciarlo, è dura, ma è mio figlio e devo dargli forza. Troverete questa intervista a pagina 8 del Corriere delle Alpi. Lo sgomento di Torreglia doveva costituirsi, ora potrà pentirsi, la comunità è colpita nel profondo, la comunità in cui viveva appunto Filippo, ma andiamo avanti con le notizie che riguardano appunto il territorio bellunese, anche riferito alla tragedia avvenuta in Veneto, in provincia di Venezia, e che ha causato la morte purtroppo di Giulia. Siamo stanche di morire, in 300 in piazza a Belluno per dar voce a tutte le Giulie. Forte risposta all'appello delle associazioni contro la violenza di genere. L'amore non è possesso, serve una rivoluzione culturale. Siamo stufe di morire, ci vuole una rivoluzione culturale. L'amore non è violenza, non è possesso, non può essere dipendenza. In Piazza dei Martiri c'è tutta la rabbia per l'ennesimo femminicidio. Il giorno dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, anche Belluno si è mobilitata per dire no alla violenza contro le donne. La rabbia per il vuoto lasciato da Giulia e dalle altre 104 donne uccise in questo 2023 in Italia. La rabbia che dà la forza per continuare a dar voce a chi è stata zittita, affinché, riprendendo una poesia, se domani tocca a me, voglio essere l'ultima, la misura è colma. A chiamare a raccolta oltre 300 persone ieri mattina in Piazza dei Martiri, non una di meno, Comitato Ciao, Belluno Donne e Associazione Daphne, Casa dei Beni Comuni. Non se ne può più di Il fidanzatino, il gigante buono ha perso il controllo, lei se l'è cercata. La radice del femminicidio è nella cultura patriarcale, per estirparla serve una rivoluzione culturale, perché lui la amava troppo, era un bravo ragazzo, lei non doveva andare a quell'ultimo appuntamento. È cultura del possesso, dice chi si alterna al microfono, e l'amore non è violenza, non è possesso, non può essere dipendenza. E se un uomo dice sei mia, bisogna fuggire subito, perché non basta dire essere stanche, dovremmo dire che siamo arrabbiate. Continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Belluno, siamo a pagina 18, sanità, URSS, liste d'attesa in rapido calo, dal ben risultato dei nostri interventi. Questa è la dichiarazione del commissario dell'URSS numero 1 Dolomiti. E una tragedia invece è avvenuta in provincia di Belluno, nel comune di Chiesdalpago, scivola sul sentiero e vola per 100 metri, escursione fatale per un medico di 75 anni. Elio Colodella era in Alpago con un amico, i due stavano affrontando il monte Antander sull'alta via numero 7. L'allarme è scattato attorno alle 14, i due erano esperti e ben attrezzati. Sui monti ogni domenica era una colonna del CAI di Conegliano, dottore di base e odontoiatra in pensione. Questa la figura di Elio Colodella, morto appunto tra le montagne bellunesi nella giornata di ieri. Pagina 20, rifiuti, Bottacin sul futuro del Maserote, l'impianto non è strategico. Continuiamo con altre due notizie, borse di studio per aiutare a trovare il lavoro dei sogni, una vita in vacanza, l'iniziativa di Appia CNA, Belluno Tecnologia, ordini e collegi professionali per gli studenti delle superiori. Solidarietà, Colletta, raccolte 55 tonnellate di prodotti, notizia che ha interessato la solidarietà bellunese nelle giornate tra sabato e domenica. Passiamo a pagina 22 con Pedavena, telecamere con lettura, targhe investimento sulla sicurezza. Il sindaco Castellazza, rammarico e preoccupazione per l'ondata di furti, in accordo con i carabinieri di Feltre sarà potenziata la rete di videosorveglianza. Seren del Grappa, Letea come nuovi OGM, Fantinelli siamo contro biodiversità a rischio, tutto questo per l'evento di Seren del Grappa organizzato all'iniziativa Coltivando. E adesso passiamo all'edizione del Gazzettino di Belluno, addentriamoci al suo interno. Anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio alla manifestazione svolta nella mattinata di ieri in Piazza Martiri, centinaia in piazza, stop alla violenza, dobbiamo continuare a lottare, donne e anche uomini riuniti in centro a Belluno intorno allo striscione, se toccano una rispondiamo tutte. Alla manifestazione ragazze dell'età della vittima, si parla ovviamente di Giulia, e persone più anziane, nessuno ha il diritto di dirmi cosa fare. Valentina Ariolon, comunicazione e educazione necessarie per non continuare a subire.
L'intuito della benzinaia e la svolta, fondamentali per l'inchiesta ai soldi insanguinati di Filippo Turetta, trovati nella cassa automatica da Lucrezia della stazione Frizzarin, notizia di cui il Gazzettino ha dato spazio in prima pagina. Continuiamo invece con pagina 5. Caffè Bristot, addio l'ultimo patriarca, morto sabato notte nella sua casa di Belluno, Aldo, 93enne, ultimo della dinastia dei torrefattori che crearono un impero. Tutti ricordano il suo amore per la montagna, il suo umorismo e l'ironia sottile e rispettosa. Mercoledì l'addio a Santo Stefano. Raccolta, migliaia rispondono, notizia che ci porta a Seren del Grappa con l'iniziativa Coltivar Condividendo e ancora Arsier Seren, Autovelox, 100% dei proventi per la sicurezza delle strade. Il sindaco Strapazzone fa chiarezza sull'apparecchio installato da Arsier, non facciamo cassa, è contro gli incidenti. Livinallongo, il paese canterino celebra Santa Cecilia con 7 cori, un abitante su 10 è intonato e si dedica alla musica, ieri tutti insieme per la prima volta, emozionante. E a proposito di terre ladine, fusione degli istituti, rivolta a Zoldo, dal sindaco di Ponte nelle Alpi Vendramini ai sindacati, tutti contro il comprensivo unico per le vallate confinanti. Il timore è che il processo sia all'inizio e che con ragionamenti soltanto numerici poi toccherà anche tutti gli altri comuni. La preoccupazione dei ladini: verrebbe meno la tutela linguistica, fate dietro fronte. In una lettera l'associazione Grop di Ladine chiede attenzione, sono 2 territori diversi, fermatevi, l'approfondimento vi aspetta a pagina 8. Dall'agenda quel bisogno di possesso che porta all'omicidio, a cartoline dal Pelmo, la riflessione di Enzo Bozza, ovviamente riferito a quanto accaduto in provincia di Venezia e che purtroppo un altro ennesimo femminicidio che ha strappato la vita alla povera Giulia a soli 22 anni. Sport bellunese, siamo all'edizione interna del Gazzettino di Belluno, delusione a Cortina, hockey 4-5 tra Afro Cortina e Ferenc Cavorosi. All'Afro sarebbe bastato vincere ai rigori o al supplementare per qualificarsi alla seconda fase della Continental Cup, invece c'è stato un crollo improvviso. Calcio di Serie D, Tegna Mutolito, una Super Dolomiti travolge il Treviso, finisce 3-0 il match clou della domenica, i bellunesi terzi a pari punti proprio con i biancocelesti, decidono le reti De Carli, Perez e Nunic. E sempre dal calcio, Cavarzano Città di Carlo è 2-0, una vittoria liberatoria, il Cavarzano torna a Sedico ritrovando finalmente i 3 punti. Sempre dal calcio, il Longarone Alpina agguantato al 93esimo, un paio di autogol, 8 ammonizioni e 3 espulsioni in un incontro rocambolesco che il Villorba ha il merito di non mollare fino al recupero. 2-2 tra Longarone Alpina e Villorba. 1-0 tra Castion Ponte nelle Alpi, 0-0 tra Folgorfara Sospirolese, 0-0 tra Itla Santa Giustina Plavis. E ancora dal calcio bellunese, 1-0 tra Juventina Mugnai Arsier, 5-0 tra Pedavena Nogaré. Sempre dal calcio, altri risultati delle partite che si sono succedute nella giornata di ieri: Gemelle Piave 2-1, Alpes Cesio San Vittore 4-1, Auronzo Valzoldana 2-1, Fortonia Dinamo Vellae 3-2, Domegge Tambre 1-0, Cadore Agordina 0-0, Cortina Lamonese 4-0. Dolomiti Bellunesi Virtus Bolzano, si parla in questo caso di pallavolo, in 10 dal primo vincono lo stesso, un sabato perfetto per le squadre juniores delle Dolomiti. Scusate, ancora calcio. E under 15 al pago inarrestabile con le doppiette di Titton e Versienti. Ecco la pallavolo, 3 pennellate al Giorgione, 3-0 tra Home Click SB e Azimut Giorgione. Per la Serie 3 maschile, Belluno in rimonta, ripartiamo da qui. Sempre dallo sport bellunese, rugby, Belluno e Feltre domenica bestiali, Granata in trasferta contro Botticino, i gialloblu di misura in casa con il Castellana fanno bottino pieno e si preparano al derby domenica prossima. 12-41 tra Botticino Feltre, 27-26 tra Belluno Castellana. Per il tiro con l'arco, trofeo Alpen Plus, 120 a Bersaglio, grande partecipazione al torneo indoor organizzato dagli arcieri del Piave. Curling Scozia battuta, le azzurre confezionano l'impresa. Solidarietà e fatica per oltre 500 atleti, si parla di corsa campestre, nuova tappa alla Mon nel circuito CSI e Astra ancora una volta dominatore. In tanti hanno voluto correre con segni di colore rosso contro la violenza di genere. Reazione del Valbelluna il giovane Guazzotti decisivo con Mazzoccato, pallacanestro Serie D, 74-69 tra Valbelluna Veneta e appunto Castelfranco, 73-82 invece tra Virtus Resana e Joint Welding Feltre.
E con questa notizia è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.